Visita della Commissione Antimafia ad Agrigento in prefettura dopo l'incontro con i sindaci della provincia alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti al ritrovamento di armi pesanti alle cosche dell'Agrigentino. Vertici ieri del partito di Fratelli d'Italia dopo il sollevamento dell'incarico all'assessore Ciulla, alla presenza dell'assessore regionale Savarino, il partito della Meloni esce dalla giunta Miccichè. Manifestazione oggi anche ad Agrigento della CGIL a sostegno della missione umanitaria Flottiglia per la questione palestinese. Apprezzamento del governatore Schifani per la manovra di bilancio decisa dalla Commissione che libera risorse per altri 240 milioni di euro oltre ai 400 già stanziati. Al via la prima giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare in piazza Cavour, donata una nuova opera al Mudia, Armina Celeste, convegno ieri a Porto Empedocle sui 100 anni di Andrea Camilleri, si è discusso delle tradizioni gastronomiche. Congresso nazionale dei consulenti del lavoro al Teatro Pirandello di Agrigento, presentata la terza edizione del premio Città di Aragona, premiati 5 tra i migliori cittadini aragonesi che si sono distinti nel mondo. Il Castrum Favara presenta il nuovo allenatore e direttore sportivo dopo le dimissioni di Infantino e Catania. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 3 ottobre, venerdì. A 2 anni dalla prima visita della Commissione regionale antimafia nell'Agrigentino, nuovo appuntamento ieri in prefettura, anche un incontro con i sindaci della provincia, anche alla luce di quanto successo recentemente nell'Agrigentino, dove sono state trovate armi da guerra come il Kalashnikov a Porto Empedocle. Visita della Commissione Antimafia stamane ad Agrigento presso la prefettura presieduta dall'onorevole Antonello Cracolici, che ha affermato a 2 anni dalla prima tappa della Commissione Antimafia nell'Agrigentino permane un dato: questo è un territorio importante per l'organizzazione criminale. Qui sono state usate armi da guerra, in particolare Kalashnikov, soprattutto a Porto Empedocle, Agrigento e Villa Seta. Le armi, ha detto Cracolici, sono un sintomo del rafforzamento delle cosche inizialmente teso alla loro acquisizione, al loro utilizzo, con un rischio per tutti. Per questo occorre tenere alta la vigilanza e rompere ogni legame di connivenza. La Commissione Antimafia ha poi concluso la sua tappa ad Agrigento con l'ascolto dei sindaci dell'Agrigentino presso la sala del Libero Consorzio su questioni relative alla presenza della criminalità mafiosa nel territorio. Mi pare che noi già eravamo stati qui in questa provincia 2 anni fa. Permane un dato che ci ha ulteriormente rafforzato in una convinzione: Agrigento è un territorio importante per le organizzazioni criminali. Abbiamo appreso ad esempio l'uso di armi da guerra, non più il possesso, ma sono state usate recentemente nel territorio dell'Agrigentino, in particolare a Porto Empedocle, ad Agrigento città, a Villa Seta, l'utilizzo di Kalashnikov con un'ingente quantità di proiettili da sparo utilizzati. Le armi costituiscono un sintomo, un segnale di un tentativo di rafforzamento delle cosche criminali, fino ad oggi tese all'acquisizione, ma prima o poi proiettate all'uso, all'utilizzo e al rischio che sia un utilizzo, come dire, pericoloso per tutti noi. Ecco perché con tenere alta la vigilanza sul sistema del rafforzamento della criminalità, assieme all'impegno a rompere ogni legame di connivenza e di convivenza, perché la criminalità ha solo un interesse: fare soldi e reinvestire i soldi che fa. Quindi c'è il rischio di un'imprenditoria mafiosa sempre più diffusa, con formali personaggi, come dire, che non hanno nessun precedente giudiziario, precedente con la giustizia, ma che in qualche modo dimostra che una dimensione di una mafia
che tende a controllare il territorio e l'economia del territorio attraverso appalti e tutte le attività di commercializzazione, in particolare nel settore agricolo, è un tema sul quale bisogna tenere alta la vigilanza, e credo che in questa provincia, come dire, questa connotazione di una mafia rurale ma anche di una mafia imprenditoriale costituisce un elemento caratterizzante del territorio, che poi produce anche fenomeni corruttivi, perché oggi si spara meno ma si corrompe di più. Fratelli d'Italia toglie il sostegno alla giunta di Francesco Miccichè. La decisione, scaturita ieri nel corso di un direttivo del partito alla presenza dell'assessore regionale Giussi Savarino, del coordinatore provinciale Adriano Barba e di quella cittadino Paolo Antinoro, dopo la recente decisione del sindaco di sollevare dall'incarico l'assessore Ciulla. Abbiamo sentito oggi Paola Antinoro. Paola Antinoro, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia. Ecco, ieri sera avete avuto una riunione con i vertici del partito, tra cui l'assessore regionale Savarino, ecco, avete deciso di staccare la spina verso l'amministrazione attiva di Miccichè. Ci sarà un disimpegno totale di Fratelli d'Italia nell'amministrare la città da oggi in poi. È stata una scelta sofferta e condivisa, soprattutto nel rispetto della nostra classe dirigente, ma è stata anche frutto di una riflessione sul presente e sul futuro della nostra città. Ci riteniamo diciamo, soddisfatti per come abbiamo lavorato in questi 5 anni. Abbiamo mantenuto un comportamento serio, reale e responsabile, e abbiamo tenuto conto di quel patto che avevamo sancito nel 2020 con i nostri cittadini. Non abbiamo mai smesso di lavorare per il nostro territorio e mai smetteremo di farlo, nonostante saremo fuori dalla giunta, dimostrando un interesse primario per la nostra città. Vorrei ricordare tutti quelli che sono stati i grandi risultati ottenuti da Fratelli d'Italia in questi 5 anni. Penso al finanziamento per l'illuminazione dello stadio Esseneto, alla palestra del Villaggio Mosè, alla palestra distrettuale, ai 3 milioni di euro per il decoro urbano e i servizi pubblici, al Teatro Pirandello, che è diventato punto di riferimento, cuore pulsante culturale anche della nostra città. Non ultimo il finanziamento per l'erosione costiera della nostra costa salleonina, finanziato grazie alla nostra assessore Giussi Savarino. La promozione turistica, il lavoro che si è fatto per la cultura, appunto per il turismo. Ripeto, ci riteniamo molto soddisfatti per quello che abbiamo fatto per questa città. Riteniamo che non servano i ruoli o i posti in giunta per continuare a lavorare con lealtà nei riguardi del nostro territorio. Adesso il nostro sguardo è rivolto al futuro. Lavoreremo su un nuovo progetto per la nostra Agrigento che possa convogliare nuove energie e entusiasmo per mantenere sempre alta l'attenzione nei riguardi di questo partito, che ricordiamo è il partito di Giorgia Meloni ed è il primo partito in Italia. Quindi lavoreremo affinché Fratelli d'Italia, oltre ad essere il primo partito in Italia e alla Regione, diventi il primo partito anche ad Agrigento. Manifestazione davanti alla prefettura di Agrigento a sostegno dell'iniziativa umanitaria Flottilla organizzata dalla CGIL in tutta Italia. Oggi una manifestazione dedicata alla Palestina e quanto sta succedendo in queste ore con le varie navi che arrivano con la flottiglia, insomma la CGIL in campo nazionale per questa manifestazione. Una grande risposta ai detrattori di chi non accetta che i lavoratori e i cittadini difendano i propri diritti. Hanno provato a distoglierci dallo sciopero.
oggi migliaia di lavoratori e tantissimi studenti in piazza. I lavoratori hanno dedicato questa giornata volontariamente, rinunciando a un giorno del proprio stipendio, che in un periodo di crisi non è cosa poca, di poco conto, alla solidarietà, alla fratellanza. I cittadini, i lavoratori, tutti insieme per dire stop al genocidio. Il governo Meloni deve smetterla di fare affare con il governo di Israele, deve bloccare tutte le attività commerciali, deve bloccare le armi che vanno a finire in Israele, che ammazzano le donne, i bambini, i giornalisti. Il governo italiano si sta macchiando le mani di sangue con queste cose. E allora questa giornata meravigliosa di sciopero dedicata ai nostri fratelli della Palestina. Stop al genocidio anche da Agrigento, dove c'è una grande partecipazione, con una grande solidarietà verso il popolo palestinese. Ci sono state delle critiche che dice che strumentalizzate le questioni politiche con il lavoro? Guardi, in 500 sono andati con delle barche a vela, 45 nazionalità. Ora fa sorridere che la Meloni si senta accerchiata. 37 italiani erano a bordo di quelle navi e lei pensa, come loro sanno bene, che 45 paesi mondiali si occupano di questo governo e delle malefatte che sta facendo. Questo governo aveva il dovere di bloccare i traffici, di sbloccare gli aiuti umanitari e non lo ha fatto. Noi siamo grati ai 45 paesi e ai 500 volontari che hanno messo a rischio la propria vita con le proprie risorse. Molti di questi lavoratori dipendenti si sono messi in aspettativa non retribuita. Il nostro grazie è doppio, perché hanno rischiato la propria vita e perché hanno sopperito anche alle lacune nostre di chi non ha la condizione né il coraggio di sfidare il governo israeliano, l'esercito israeliano, le bombe israeliane. Quindi la Meloni deve preoccuparsi in Italia di governare bene per avere il consenso e non provare a strumentalizzare chi è contro il genocidio di Israele, chi mette a rischio la propria vita. E sempre in materia, ieri sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo il flash mob Voci di pace, musica e corpi per Gaza. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. La musica e il corpo, strumenti di pace e denuncia contro ogni forma di violenza. Oggi a Palermo la scalinata del Teatro Massimo si è trasformata in un grande palco, con musica, danza, canto corale e silenzio condiviso. Gli studenti del liceo musicale coreutico Regina Margherita, accompagnati dalla dirigente Margherita Maniscalco, insieme agli alunni dell'istituto comprensivo Carol Wojtyla Renella, diretto dalla dirigente Ivana Corbaia, hanno dato vita a un flash mob di arte e testimonianza dedicato a Gaza e a tutte le vittime civili dei conflitti in corso. Attraverso coreografie simboliche, performance musicali, esecuzioni corali e azioni collettive, ragazze e ragazzi, bambini e bambine hanno portato in piazza un messaggio di pace e solidarietà universale, veicolando attraverso i linguaggi espressivi un impegno civile in difesa dei diritti umani. Il flash mob dal titolo Voci di pace, musica e corpi per Gaza è stato un momento di profonda riflessione su Gaza, simbolo oggi di un'umanità ferita. Le immagini di bambini senza futuro, famiglie spezzate, città ridotte in macerie interpellano la coscienza di tutti. Davanti a tante ingiustizie e dolore, gli studenti hanno scelto di alzare la propria voce attraverso l'arte, perché nessuna guerra può giustificare la perdita di vite innocenti. Gaza diventa così non solo un luogo lontano, ma una ferita che appartiene all'intera comunità umana. Un gesto collettivo di testimonianza e speranza, perché la pace diventi scelta quotidiana e condivisa. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, esprime soddisfazione per il via libera della Commissione Bilancio dell'ARS arrivato in tempi previsti alla manovra quater.
Desidero ringraziare l'assessore all'economia Alessandro Dagnino, il presidente della Commissione Bilancio Dario Daidone, dice il presidente, per l'impegno costante, la competenza e la capacità di guida dimostrate, così come i deputati della maggioranza che hanno lavorato senza sosta anche di notte, mantenendo un confronto costruttivo con l'opposizione e rendendo il dibattito particolarmente approfondito. Una manovra, dice Schifani, che consentirà di mettere in campo a favore dello sviluppo entro quest'anno altri 240 milioni di euro, risorse che si aggiungono ai 400 milioni già stanziati con le precedenti manovre aggiuntive di giugno e agosto, frutto principalmente delle entrate tributarie extra. Mi auguro, conclude il presidente Schifani, che dopo questo percorso l'Aula possa approvare in tempi rapidi il testo, così da concentrare le energie sulla predisposizione del bilancio della legge di stabilità con l'obiettivo per il terzo anno consecutivo di rispettare la scadenza di fine dicembre. Il Museo Diocesano di Agrigento si arricchisce di una nuova opera, Armonia Celeste, che l'artista Emiliano Alfonsi ha creato proprio per la collezione del Modia. Ieri la cerimonia di acquisizione ha seguito per noi l'evento Margherita Trupiano. Emiliano Alfonsi, un'opera concepita, pensata e realizzata proprio per il Modia di Agrigento, qualcosa di esclusivo. Come nasce, come si muove questo percorso e cosa ci propone? Allora, il mio rapporto con il Modia nasce nel 2023, quando sotto la curatela di Carmen Bellalba abbiamo portato qui ad Agrigento e proprio all'interno di questo museo il progetto di Sinopie, che era una mia mostra personale anche in quel caso, che prevedeva invece la presentazione di circa 30 pezzi. Dopo questa esperienza al Modia meravigliosa, col tempo ho maturato il desiderio di lasciare un'impronta spero indelebile all'interno di questo spazio espositivo, e l'opera nasce in maniera inedita, quindi non è un'opera di repertorio, non è un'opera che avevo già realizzato antecedentemente a questa proposta, a questa ipotesi, ma è nata esattamente proprio con l'intenzione di far sposare questo luogo con la mia pittura. E quindi ci parli un poco di quest'opera, le tecniche, i significati, i 1000 significati tra l'altro, sì. E anche quello che è tutto sommato per lei un percorso di crescita artistica. Allora, diciamo che non è molto semplice e immediato poter sintetizzare, almeno a livello simbolico, quindi concettuale, l'opera, perché come ha giustamente suggerito lei è un'opera molto densa di significati ma anche di simbologie e di riferimenti. Tecnicamente posso dire che è la mia tecnica, la tecnica che ormai adotto da sempre, che mi distingue, che è una tempera su tavola. A livello simbolico parla principalmente di due dimensioni molto importanti, che sono la dimensione celeste delle gerarchie angeliche e invece in parallelo va ad affrontare e a sposarsi con quello che è il principio della musica delle sfere, l'armonia celeste, i pianeti. Un concetto che è stato poi adottato dalla Chiesa Cattolica e dal Cristianesimo proprio per spiegare e dare ordine alle gerarchie angeliche, quindi questo in sintesi è un po' il senso dell'opera. Carmen Bellalba è uno storico dell'arte che ha seguito passo passo Emiliano Alfonsi, può descrivercelo perché è un artista a tutto tondo, una personalità poliedrica che proprio per questo riesce a produrre delle opere che sono singolari e molto profonde. Beh sì, lei ha detto bene. Emiliano è una di quelle rarissime figure, direi oggi, che partono dalle basi dell'arte, quindi parliamo di disegno, parliamo di tavolozza, parliamo di colore, ma parliamo anche di supporto. Lui lavora con una tecnica del 400
su un legno di pioppo dove nulla è lasciato al caso, quindi anche tutti i simboli, il piccolo segno va a costruire un senso, quindi le opere parlano da sé ma ci raccontano. Ora diciamo che in questo caso nella presentazione di questa bellissima ultima sua opera, che poi viene musealizzata proprio oggi al Mudia, quindi in questo fra l'altro meraviglioso scrigno, no, di opere d'arte, diciamo che rappresenta un po' la chiusa di un percorso anche di un artista, di un progetto che è partito da lontano, che è Sinopie, che è stato un progetto curato da me, che è stato in itinere, ha toccato diverse città, non solo in Sicilia ma anche in Italia, si è conclusa a Perugia, all'Abba di Perugia, all'università con un simposio. E questo perché? Perché quando un artista è maturo e soprattutto consapevole della sua tecnica non può che raccontare e raccontare bellezza. Armonia Celeste è un'opera realizzata in esclusiva per il Mudia di Agrigento da un artista che è assolutamente straordinario nel suo genere. Ecco, come mai la vostra scelta è caduta proprio su questa espressione dell'arte che tra l'altro è anche strizza l'occhio alla modernità? Sì, noi abbiamo rinvitato Emiliano Alfonsi perché già nel 2023 aveva esposto una collezione di ritratti nelle sale del Museo Diocesano. L'attenzione nostra verso questo artista nasce dal fatto che è un artista che unisce al rigore dell'arte l'innovazione. C'è anche un recupero delle antiche tecniche del passato, sia medievali che moderne, ma senza perdere di vista poi quello che è l'uomo del 2025, e quindi pensavamo che fosse un'opportunità per il Museo Diocesano per riflettere e sperimentarsi in questo dialogo verso la contemporaneità, senza mai perdere di vista però quello che è la storia. E si è svolto ieri, in occasione delle manifestazioni dedicate ai 100 anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri, un convegno dal tema Le antiche tradizioni gastronomiche di Vigata. Si è parlato anche della storia del dolce tipico, la crocetta, noto come americana, organizzato dal Comune di Porto Empedocle in collaborazione con la locale Proloco. Noi abbiamo seguito l'evento. Assessore Bruno Gallo del Comune di Porto Empedocle, oggi in occasione dei 100 anni della nascita di Camilleri, un'interessante iniziativa dedicata alle antiche tradizioni gastronomiche di Vigata. Si parlerà della cosiddetta americana. Sì, questo è un convegno che nasce all'interno delle celebrazioni per il centenario di Andrea Camilleri e non potevamo non ricordare anche l'aspetto gastronomico con i numerosi piatti della nostra tradizione che trovano ampio spazio nei suoi racconti. Lo stesso convegno è frutto anche di un ampio progetto da parte della nostra Proloco, un progetto di livello nazionale con la recensione del patrimonio immateriale. E all'interno di questo patrimonio immateriale che è stato recensito un dolce tipico della nostra città, la cosiddetta crocetta americana. Proprio in questo convegno ne conosceremo la storia e assaggeremo anche i sapori. Il Comune sta facendo tante cose per ricordare Camilleri. Sì, ci sono state varie manifestazioni e sono in programma ulteriori manifestazioni fino al periodo natalizio. Ammiraglio, lei sarà tra i relatori di questa iniziativa che riguarda i 100 anni di Camilleri, dove si punterà il dito anche sulle tradizioni culinarie empedocline. Sì, è una serata particolare questa ed è molto interessante perché credo che un punto di forza della nostra cultura, del nostro paesaggio culturale sia proprio la gastronomia. Stasera faremo una zoomata, metteremo l'accento sui dolci e un dolce in particolare, intorno al quale c'è una storia molto bella e sarebbe stato divertente affidare alla penna di Andrea Camilleri, proprio perché è una storia molto particolare e molto empedocrina. Quindi speriamo che da questa serata scaturisca un segno di affetto nei confronti del nostro paese e nei confronti di Camilleri. Parliamo di questo parco letterario che a breve nascerà. È una iniziativa alla quale tengo moltissimo. Il parco è già nato, in realtà lo presenteremo a fine ottobre
lo faremo nel modo migliore che possiamo, con una rassegna di incontri e di libri, perché appunto Camilleri ci offre la possibilità di aprirci a un orizzonte molto ampio e noi vorremmo scrutarlo e risentirci empedoclini con lui. Da cosa nasce l'idea di un parco proprio dedicato a Camilleri? Il parco è un'impresa culturale che vuole mettere insieme le pagine di Camilleri e il suo territorio. È come se si andasse in giro rivedendo le storie di Camilleri, però vedendole nei luoghi veri di Camilleri. Dobbiamo dire veri perché sappiamo che le vicende sono state raccontate in altri luoghi, ma questi sono quelli in cui Camilleri ha raccolto la ispirazione, l'ha elaborata e l'ha portata in giro per il mondo. Ingegnere, oggi una serata qui alla Torre Carlo V dedicata ai 100 anni dalla nascita di Camilleri, dove lei porterà avanti una serie di iniziative, presenterà anche un reportage, ma si parlerà anche della parte culinaria con una ricetta che molti ricorderanno col nome di Americana. Sì, questa manifestazione è inserita nel quadro delle iniziative del centenario, però è una manifestazione organizzata fuori dall'assessorato regionale beni culturali, perché è stata finanziata dall'assessorato agli enti locali, e abbiamo pensato di trattare questo tema del patrimonio culturale immateriale della nostra Porta Empedocle, inserendo questa storia della crocetta, che oggi i giovani non la conoscono, ma qualcuno la conosce con il nome di Americana. E quindi abbiamo voluto dedicare questa giornata al patrimonio gastronomico. Il titolo è Le antiche tradizioni gastronomiche di Vigata, e quindi stasera tratteremo, oltre che la storia della crocetta, legata anche ai maestri pasticceri Castiglione, quindi parleremo anche del famoso caffè Castiglione, che era uno dei punti di riferimento degli uomini della cultura della nostra provincia, frequentato da Pirandello, da Sciascia, dallo stesso Andrea Camilleri, e quindi parleremo della storia dei Castiglione, ma parleremo anche di una storia che ha coinvolto uno dei Castiglione, è quello della Madonna di Porta Empedocle, che praticamente per un miracolo cominciò a far sgorgare sangue dal cuore. Quindi una vicenda che coinvolse tutta la cittadinanza, ma ebbe un clamore mediatico a livello nazionale. Figuratevi che è venuta la RAI, e noi trasmetteremo alla fine della serata, proietteremo un filmato proprio della RAI. Lei illustrerà anche i risultati di un reportage? Sì, noi praticamente abbiamo fatto un'attività con i nostri volontari del Servizio Civile Nazionale, perché l'UNPLI è stata designata dal Ministero della Cultura ad effettuare, essendo riconosciute come tutore del patrimonio immateriale da parte dell'UNESCO, i nostri volontari del Servizio Civile hanno realizzato delle schede da inserire nel primo censimento del patrimonio culturale immateriale, che stiamo svolgendo già da 2 anni, e noi pensiamo di censire 200.000 patrimoni immateriali in tutta Italia. A Porto Empedocle, pellegrinaggio di fedeli alla casa di Titta Castiglioni, dove è avvenuto il prodigio. Dal cuore di una Madonnina di ceramica, copia di quella di Siracusa, sono sgorgate alcune stile di sangue. Se ne scorgono ancora le tracce coagulate fra l'indice e il medio della mano sinistra. Davanti a decine di testimoni, un medico ha potuto prelevarne alcune gocce appena sgorgate e racchiuderle in una provetta per l'analisi che più tardi ne ha confermato l'autenticità. La folla ha trasportato la sacra immagine in processione per le vie del paese e l'ha quindi collocata su un altare allestito nella piazza.
Salgono fino a lei le preghiere di chi ha fede nella sua misericordia, di chi ha venerazione per il preziosissimo sangue, simbolo di dolore per i peccati degli uomini. Chi soffre implora la sua grazia, accende ai suoi piedi una fiamma per significarle amore e fede. E a notte Porto Empedocle arde ancora di 1000 luci. Linea alla regia per la pubblicità. Prima giornata dedicata alla prevenzione cardiologica dal tema Abbia a cuore il tuo cuore, in corso di svolgimento in piazza Cavour fino al 5 giorni domenica. Sono le prime ore qui in piazza Cavour dove è iniziata questa campagna di prevenzione cardiologica e già stiamo vedendo una grande affluenza. Ricordiamo che l'evento durerà nella giornata di oggi, domani, fino a domenica. Ecco, dottore, ci faccia un po' un sunto di questa vostra attività odierna e degli altri giorni. Sì, dalle prime ore del mattino, già dalle 8:30 siamo qui, abbiamo già decine e decine di persone che attendono di essere visitate e di essere valutate per quanto riguarda i loro fattori di rischio cardiovascolari, che ripetiamo essere quelli che noi andremo a valutare: la pressione arteriosa, il peso, la presenza o l'assenza di diabete, i livelli di colesterolo. Faremo un elettrocardiogramma e una visita cardiologica per stabilire il rischio cardiovascolare, quindi di eventi cardiovascolari nei prossimi 10 anni in base alle tabelle di rischio globale cardiovascolare. E noi chiediamo a tutta la popolazione, visto che gli eventi di screening e di prevenzione sono purtroppo rari in Italia, chiediamo di affluire numerosi durante queste giornate che fortunatamente vedono un bel tempo il fine settimana concomitante. Noi vi aspettiamo qui in piazza Cavour giorno 3, 4 e 5 ottobre. Quindi questi esiti che voi raccogliete, ecco, cosa ne farà il paziente? Con gli esiti che noi raccogliamo il paziente avrà contezza di quello che è il suo rischio cardiovascolare e lo inviteremo e daremo anche dei suggerimenti per attuare quelle strategie di prevenzione che vanno dallo stile di vita a delle terapie, a delle visite cardiologiche di livello superiore con degli esami specifici, per cercare di tenere a bada o abbattere i fattori di rischio che noi riscontreremo nell'ambito di queste giornate di prevenzione. Dottore, mi scusi, quali sono i maggiori fattori di rischio? I fattori di rischio cardiovascolari maggiori sono l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, tra cui anche l'ipercolesterolemia, il sovrappeso e l'obesità, che adesso è entrata a far parte ufficialmente dell'elenco delle malattie, quindi è considerata come una vera e propria malattia. E si è svolto oggi presso il Teatro Pirandello il 9° premio Giovanni Cumbio nell'ambito del congresso, che ha visto riuniti nella nostra città i consulenti del lavoro provenienti da ogni parte d'Italia dibattere sulle novità tra sfide e opportunità per il futuro. Le interviste. Ho scelto proprio Agrigento oggi per questo incontro, il 9° incontro dei consulenti regionali del lavoro. Ecco, quali sono le tematiche che dibatterete? Tematiche sicuramente di grande livello. Uno tra tutti, ascoltavo nel suo discorso, quello della sicurezza. Sì, buongiorno, intanto ringrazio TVA per questa intervista. Sì, scelta di Agrigento ovviamente è una scelta naturale, ci troviamo nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura, quale migliore location del Teatro Pirandello. E il 9° premio Cumbo è dedicato al collega Giovanni Cumbo, primo presidente della Consulta regionale. Il premio sostanzialmente consiste nel riconoscimento di una borsa di studio all'ultimo discendente consulente del lavoro iscritto che ha sostenuto gli esami di abilitazione nell'ultima sessione ed ha avuto il migliore dei voti. Sì, tra le tavole rotonde di cui parleremo, tra l'altro ci attenderemo a quella della sicurezza sul lavoro, che è una delle tematiche che è maggiormente di attenzione da parte dei consulenti del lavoro, ma non altro anche la formazione, la deontologia dei consulenti del lavoro. È uno dei temi principi a cui interverrà anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Rosario De Luca, e i dirigenti di categoria di EMBAC e il Presidente Giorgini. Tratterà di quello che è la nuova riforma delle professioni, un tema attualissimo che stiamo seguendo con attenzione e che porterà ovviamente al riconoscimento di altre opportunità ai consulenti del lavoro. È un mercato difficile il vostro, perché ci sono sempre tante evoluzioni dal punto di vista legislativo e le imprese oggi soffrono anche di una grande crisi. Ecco, come
si ci districa in mezzo a queste nuove disposizioni che arrivano giorno dopo giorno? Sì, su questo siamo attrezzati perché la figura del consulente del lavoro ormai è una figura che è conosciuta, è apprezzata, è stimata anche da professionisti, imprenditori. Abbiamo una cassetta degli attrezzi ben attrezzata, grazie anche a tutto quello che mettiamo in campo con la formazione. Ovviamente l'iter legislativo, il cambio di norme eccetera non ci preoccupa perché un consulente formato può dare un valore aggiunto all'azienda. Ecco, oggi premiate un giovane, i giovani come si approcciano al vostro ordine, ecco, nel svolgimento di questo lavoro? Sì, dalle ultime statistiche, fra l'altro fatto dal Consiglio nazionale, abbiamo visto che i giovani sono in crescita, cioè il consulente del lavoro è una professione giovane, è una professione anche donna, perché il numero delle donne con gli uomini si eguagliano, siamo al 50% di uomini e donne. Fra l'altro godiamo di un'ottima organizzazione dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, oggi ospitiamo il Presidente nazionale Elisa Paulieri, i giovani è una professione molto, molto appetibile. Lei ha dato il saluto ai tantissimi suoi colleghi che arrivano da tutta Italia per incontrarsi qui e discutere proprio su tematiche inerenti all'evoluzione del vostro lavoro, proprio in occasione anche del Agrigento Capitale della Cultura. Un bel momento questo. In realtà oggi commemoriamo la memoria di Giovanni Cupo, che è stato un grande condottiere, è stato presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Agrigento per 32 anni, ha svolto l'attività professionale per 48 anni. In realtà oggi come tematica abbiamo le professioni, che cosa praticamente riusciranno a fare le professioni in un futuro e in principal modo la professione del consulente del lavoro. Noi siamo praticamente, per quanto riguarda l'interscambio fra le aziende e i lavoratori, siamo l'anello di congiunzione per tutto il sistema lavoristico. Oggi è una giornata importantissima perché ricordiamo questo grande condottiere che è stato Giovanni Cupo. Grazie. Presentato oggi presso la Sala Giglia del Libero Consorzio di Agrigento la terza edizione del premio Città di Aragona, che vedranno premiati 5 illustri aragonesi apprezzati in tutto il mondo. Oggi si presenta la terza edizione del premio Città di Aragona. Tanti illustri aragonesi presenti nel mondo riceveranno il giusto riconoscimento per l'attività che hanno fatto e per la loro azione sociale all'estero. Sì, oggi siamo alla terza edizione del premio Città di Aragona, un premio dedicato a tutte persone che nel mondo si sono distinte e che sono comunque di origine aragonese. Noi di questo siamo orgogliosi, ma principalmente ci teniamo a fare questo premio perché vogliamo che non si allontanano dal territorio, quindi vogliamo rimanere in contatto con queste persone perché è un fatto importante, è un fatto culturale importante di tramandare alle future generazioni le esperienze di queste persone, è un fatto importante perché queste persone, figli di famiglie che sono state costretti ad emigrare dopo la chiusura delle miniere di zolfo, hanno avuto il coraggio, la forza, la volontà e l'intelligenza di scommettersi e oggi sono illustre personalità come Cecchi Latino, che è un importante manager di FedEx, si occupa del reparto aerospaziale, trasporti in tutto il mondo, del professore Conti, che è stato già rettore dell'Università di Monza e docente universitario, di Renzo Bellanca, che è uno scenografo e docente all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, del maggiore Buscemi, pilota aeronautico e collaudatore di aerei militari, di Tony Gazziano, che ha un grandissimo showroom al centro di Londra e che ha avuto anche l'onore di essere il calzolaio personale di Re Carlo. Quindi a seguire il prossimo anno ci saranno altre
e tante illustre persone che saranno premiate, perché Aragona è un paese che ha avuto tanta emigrazione, però siamo orgogliosi, felici e contenti che i nostri compaesani che sono stati costretti ad emigrare comunque hanno lavorato con grande dedizione, sono riusciti a fare studiare i figli e i figli ci stanno dando soddisfazioni. Quindi io come sindaco di Aragona mi sento di essere il referente di queste persone e siamo contenti di questo, ma sicuramente continueremo con le altre edizioni, perché è importantissimo tenere stretti i legami con i propri compaesani che si trovano fuori dalla terra natia. Presidente, ricordiamo quando sarà l'evento e dove sarà? L'evento sarà stasera alle 19:30 presso la Chiesa Madre di Aragona. Passiamo alle notizie di cronaca. Nel pomeriggio a Favara sono giunti il prefetto Salvatore Caccamo e il questore Tommaso Palumbo per fare il punto della situazione sulle ricerche della 38enne Marianna Bello, inghiottita dal fiume d'acqua durante il nubrifaggio di 2 giorni fa. Questa mattina i soccorritori nel percorso del vallone, nel tratto che porta al depuratore, hanno ritrovato una scarpa e nel pomeriggio di ieri un portafogli. Entrambi gli accessori sembrerebbero appartenere alla donna. A quanto pare si attende che i familiari riconoscano la scarpa e il portafogli. I vigili del fuoco e il personale della protezione civile da ore si sono spostati a valle, in azione nell'area dei Canneti, anche gli escavatori dei pompieri. E nei luoghi delle ricerche è arrivato anche il procuratore capo di Agrigento Giovanni Di Leo, ma al momento non risulta aperta alcuna inchiesta da parte della Procura della Repubblica. Maxi operazione a Bagheria, blitz dei carabinieri, smantellata una rete di spaccio con 10 arresti. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Maxi operazione antidroga, smantellata banda di narcotrafficanti, il blitz tra Palermo, Bagheria, dove operava il sodalizio, e Termini Imerese. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 10 persone, 2 delle quali già ristrette in carcere per altra causa, ritenute responsabili a vario titolo di avere fatto parte di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti o di avere concorso nell'attività di spaccio. Indagate in stato di libertà altre 8 persone, di cui 4 sono state sottoposte a perquisizione. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dalla Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria dall'ottobre 2022 al giugno 2023, che ha permesso di individuare, monitorare e contrastare il sodalizio criminale che operava proprio nel comune di Bagheria. Le indagini, condotte anche mediante attività tecniche di intercettazione, dicono dal comando dei carabinieri, hanno permesso di accertare che a gestire in prima persona il business della droga fosse un 30enne del luogo con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, che si premurava di tenere i rapporti con i fornitori, stabilire le paghe settimanali per i singoli pusher, assoldare i corrieri della sostanza stupefacente e, quando necessario, redarguire e allontanare altri spacciatori che tentavano di delinquere nella stessa zona. I dialoghi captati hanno inoltre consentito di individuare la quantità di crack concretamente ceduta e l'incasso giornaliero del sodalizio stimato in 1.000 euro. Durante l'attività inoltre hanno arrestato in flagranza di reato uno dei destinatari del provvedimento, trovandolo in possesso di 22 grammi di crack della somma di 2.236 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Ed ancora a carico di quest'ultimo i militari hanno proceduto al sequestro preventivo di un'auto e di un orologio di lusso. Infine, nel corso delle indagini era già stato arrestato in flagranza di reato un giovane bagherese ritenuto essere uno dei pusher più attivi, trovato in possesso di circa 45 grammi di crack, suddivisi in 164 dosi. Blitz antidroga dei poliziotti del commissariato di Licata in un'abitazione nel quartiere del villaggio dei Fiori. Gli agenti hanno arrestato 2 coniugi del posto, lui 45enne, lei 30enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, avendo il sospetto che la coppia potesse occultare droga in casa, hanno effettuato una mirata perquisizione domiciliare.
Invenuti sequestrati quasi 2,6 kg di cocaina, 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e materiali utili al confezionamento dello stupefacente. Per marito e moglie è scattato l'arresto in flagranza di reato. La procura di Agrigento ha disposto per l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna gli arresti domiciliari. E passiamo allo sport. È Nicola Terranova, il nuovo mister del Castrum Favara, affiancato dal direttore sportivo Enzo Piazza. La scelta effettuata dopo le dimissioni di Piero Infantino, allenatore, e del direttore sportivo Totò Catania. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Dopo una settimana turbolenta, la Castrum Favara volta pagina e lo fa con decisione. A meno di 24 ore dalle inaspettate dimissioni del tecnico sportivo Totò Catania e dopo la separazione consensuale con il tecnico Piero Infantino, anche se si è trattata di una dimissione dell'allenatore, la società giallo-blu ha annunciato il nuovo mister. Sarà Nicola Terranova a guidare la squadra per il prosieguo della stagione. Contestualmente è stata risolta anche la questione legata alla direzione sportiva. Il ruolo sarà ricoperto da Enzo Piazza, già importante figura di riferimento all'interno della società favarese. Una scelta interna che garantisce continuità e competenza, vista l'esperienza e l'apprezzamento di cui gode Piazza nell'ambiente calcistico locale. Un tecnico vincente dunque per riparare dopo 2 immeritate sconfitte di Caltanissetta e Vibonese. Nicola Terranova, originario di Mazzara del Vallo, classe 1974, è un profilo di grande esperienza nel panorama dilettantistico siciliano e non solo. È un ex calciatore e si è distinto negli ultimi anni come allenatore vincente e preparato. Questa mattina nello stadio Brucoleri la presentazione ufficiale ai dirigenti, mentre sabato mattina dopo l'allenamento di rifinitura il tecnico incontrerà la stampa. Domenica Terranova sarà già in panchina per guidare Castrum Favara nell'importante sfida casalinga contro il Gelbison. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 18 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visualizzare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.